Adesso le grandi infrastrutture ci sono, cioè, perché abbiamo, come dire, un sistema autostradale e un sistema viario fortemente, come dire, sovradimensionato. Bisognerebbe cominciare a pensare ad altro, bisognerebbe cominciare a spostare per esempio il trasporto merci dalla gomma alla ferrovia come hanno fatto in Austria. Cioè, dunque dovremmo pensare a investire di più sul trasporto ferroviario, dovremmo pensare di più, come dire, alla manutenzione della viabilità senza aggiungere viabilità a viabilità. Bisognerebbe cominciare anche a pensare che per esempio le strade si possono fare una sull'altra se hai un'intensità di traffico tale e che hai bisogno di nuove infrastrutture, perché a furia di consumare il territorio, poi il territorio si vendica. Il fatto che siamo oramai continuamente a rischio alluvione, siamo la regione che ha 5 province su 7 a rischio permanente idrogeologico, cioè, pone dei seri problemi perché siamo poi costretti a investire per riparare i danni che si fanno e non facciamo nessuna operazione di prevenzione. Tutto quanto il patrimonio non utilizzato, penso ai capannoni dismessi, penso come dire, alle aree abbandonate, tutte quelle andrebbero bonificate. Tu per esempio dovresti dire che prima di far fare nuovi capannoni magari distruggi quelli che ci sono e su quelle stesse aree costruisci il nuovo e dai anche un incentivo per chi fa operazioni di questo genere. Questa sarebbe una politica illuminata, come dire, che magari ti fa fare meno introiti sugli oneri di urbanizzazione, perché poi tutto quanto da questo nasce, ma lascia alle generazioni future un territorio bello in cui vivere.